Bene, se non c'è nessuno che vuole testimoniare, leggiamo la Bibbia, leggeremo un salmo e dopo daremo spazio alla preghiera. Facciamo in modo che lo Spirito Santo possa far penetrare la parola di Dio nel nostro cuore. Dobbiamo avere il cuore aperto. Alleluia. Salmo 34. Un salmo di Davide, è Davide che loda il Signore per una liberazione ricevuta. Alleluia. Amen? Amen. Leggiamolo insieme. Dio sia lodato, ci alziamo in piedi, gloria al Signore. Io benedirò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore. Gli umili ludranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito. L'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Venite figliuoli, ascoltatemi, io vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male e fai il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. Gli occhi del Signore sono sui giusti. I suoi orecchi sono attenti al loro grido. Il volto del Signore è contro quelli che fanno il male, per cancellare dalla terra il loro ricordo. I giusti gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro disgrazie. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezza neanche uno. La malvagità farà perire il malvagio, quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Nessuno di quelli che confidano in Lui sarà considerato colpevole. Amen. Alleluia, accomodatevi pure. Gloria al Signore. Espressione di lode di Davide, servo di Dio, Davide, re di Israele, l'uomo che aveva il cuore secondo quello di Dio. Alleluia. E noi vogliamo veramente ricercare questo cuore. Vogliamo chiedere al Signore, Signore, dammi un cuore secondo il tuo. Alleluia, non come Davide, ma anche meglio di Davide. Alleluia. Si può? Possiamo chiederlo al Signore? Alleluia. Con questo cuore Davide dice: io benedirò il Signore in ogni tempo. Prende questa decisione. È benedetta questa decisione. E noi vogliamo prendere questa decisione. Anche noi vogliamo dire: io benedirò il Signore in ogni tempo. Voglio servire il Signore in ogni modo e in ogni tempo. Non solo quando tutto mi va bene. Non solo quando splende il sole nella mia vita, ma anche quando c'è la tempesta. Io benedirò il Signore. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Alleluia. Non vogliamo essere credenti, zitti, silenziosi, ma vogliamo essere credenti che esprimono sempre una lode al Signore. Anche con un gesto a volte, alzare le mani. Amen? Perché non farlo? Gloria a Dio. Mentre sei in comunione, lodi il Signore, senti di alzare le mani, fallo.
perché sei vivo. Amen. Perché quando c'è la presenza di Dio non puoi rimanere insensibile, come se nulla fosse. Il Signore c'è, è presente ed è vivente. Amen. Gloria a Dio. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Noi credenti dobbiamo sempre lodare il Signore. Amen. Alleluia. Una bellissima parola che in tutte le lingue la troviamo. In spagnolo, in inglese, in cinese, in coreano. Io ho sentito anche dai coreani. Alleluia. E il mio cuore si rallegra. Amen. Perché comprendo che stanno lodando lo stesso Signore mio. Alleluia. Gloria a Dio. Pensate a un culto senza che nessuno dice gloria a Dio. Grazie Gesù. È come andare in chiesa cattolica, uguale. Silenzio, da tomba. Noi siamo vivi. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Oh, gloria a Gesù. Non posso fare a meno di dare gloria a Gesù. Amen. Io mi glorierò nel Signore. Vogliamo scoprire la verità di questa affermazione. Gloriarsi nel Signore. Non possiamo gloriarci in nessuna cosa, in nessuno, ma nel Signore possiamo gloriarci. Nel Signore ci sentiamo importanti, ma non perché lo siamo per Lui. Mi glorierò nel Signore. Alleluia, mi sento importante per Lui e l'anima mia si innalza, ma non verso gli altri, capite il senso? Io mi sento bene perché sono importante per Lui. Alleluia, gli umili ludranno e si rallegreranno con me. Amen. Gli umili comprendono cosa vuol dire umiliarsi tra di noi, ma gloriarsi nel Signore. Alleluia, celebrate con me il Signore, che bello invito, coraggio, insieme, innalziamo il nome del Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Che bello quando si sta insieme, questa parola è meravigliosa, insieme, non da solo, insieme. Io nella mia vita, nel ministero, ho ascoltato tante cose, e qualche volta, anzi tante cose, vorrei dimenticarle, non averle mai ascoltate, ma purtroppo le ho ascoltate. Fratello, io servo il Signore anche da solo, a casa mia. È sbagliato, non è biblico, è una cosa che non è vera. Non si può stare da soli. C'è il culto che si fa da soli, è un rapporto personale con Dio, amen. Ma quanto è bello e quanto è caro che i figli di Dio dimorino insieme. Amen. E qui Davide sta esaltando proprio questo esaltare il nome di Dio insieme. Insieme, c'è festa, gloria a Dio, ci si rallegra, no? Ci rallegriamo quando ci vediamo. Alleluia. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Possa essere la testimonianza mia e tua. Io ho cercato il Signore. Quanti hanno cercato il Signore? Io l'ho cercato e Lui mi ha risposto. A me? Sì, mi ha risposto perché Egli c'è, esiste, è vero, risponde, parla, ha una personalità. A me? Non è una statua, è vivente. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Come? Liberandomi. La liberazione che Egli fa, che Egli ci dà, è la sua risposta. Mi ha liberato da tutto ciò che metteva terrore nella mia vita. Non più terrore, non più timore. Amen? Siamo stati liberati, gloria al Signore. E ogni verso è una verità. Gloria a Dio. Quelli che lo guardano sono illuminati. Nei loro volti non c'è delusione.
Quanti volti delusi ho visto, anche tra credenti. E stamattina ricordavo come purtroppo tra i compiti del pastore c'è anche quello di dire: come va? Con un volto triste. Bene. Ammazza, se va male, quale sarà il tuo volto? Il pastore chiede non perché vuole impicciarsi. Amen. Noi non vogliamo impicciarsi dei fatti degli altri. Ma se c'hai bisogno d'aiuto, siamo qui per pregare. Se hai bisogno d'aiuto, io voglio dirti, io ci sono. Voglio pregare con te, per te. Amen. Se posso fare qualcosa, la faccio io, ma non posso far nulla, c'è il Signore che può ogni cosa. Se vuoi essere aiutato nella preghiera, io ci sono. Amen. A volte ci chiudiamo in noi stessi. Abbiamo paura, ma di che cosa? Di cosa? Qual è il bisogno? Qual è il tuo problema? Dio lo sa. Sì, ma spiega, qual è il tuo problema? Sembra proprio che devi tirarlo con le pinze, no? Fratello, il Signore ci ha liberati. O no? Ricordiamoci di quel papà che andava a Gesù a dire: libera mio figlio, è posseduto da un demonio. Mica si vergognava a dirlo. E Gesù ha operato, vero? E quella donna che andava ai piedi del Signore, mia figlia, mica si sono vergognati a dire il bisogno. Il Signore sa ogni cosa. Ma vogliamo collaborare insieme. Il Signore ci ha chiamati insieme a servirlo, a darci la mano, amen, per andare avanti. Alleluia. Quelli che lo guardano sono illuminati. Nei loro volti non c'è delusione. E io credo a questa parola. Perché chi guarda il Signore, chi spera in Lui, ha una speranza viva. Non è deluso. Io tante volte sono stato deluso, ma dalle persone, da fratelli, da sorelle, da pastori. Io sono stato deluso. Ma non per questo non vado dal Signore. Ho capito che prima di tutto bisogna andare dal Signore. E poi dare agli uomini la credibilità che si può dare a un uomo. Ma Dio è Dio. È vero? Chi guarda a Lui non viene mai deluso. Il cuore del credente, che è il volto del credente che dà il proprio cuore a Dio, che si affida a Dio, non è un volto di delusione. È un volto pieno di speranza. Amen. È un volto che nonostante vive le difficoltà, esprime fiducia ed è di conforto anche agli altri. Amen. Quindi quelli che lo guardano sono illuminati nei loro volti, non c'è delusione. Ancora una volta parla della propria esperienza. Davide al versetto 6 dice: questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. Amen. Alleluia. Questo afflitto ha gridato. Che sia la nostra testimonianza. Amen. Ho gridato al Signore un giorno e il Signore mi ha risposto e mi ha liberato da ogni dispiacere, da ogni disgrazia, da ogni avversità. Alleluia. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Dovremmo scriverlo fuori come versetto biblico. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Vero? Può essere un versetto di evangelizzazione che possiamo usare, perché no? Io ti sto parlando di Gesù, ma vieni, prova, vedi tu, constata tu. Non ti sto dicendo bugie. Rivolgiti al Signore e vedrai che Egli ascolta le tue suppliche. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Alleluia. Un invito a temere il Signore, un invito anche ad avere completa fiducia nel Signore. Dice addirittura: i leoncelli soffrono penuria e fame. È vero. È vero che il Signore ha stabilito certe leggi nella natura, più forte mangia il più debole, c'è una catena, una legge che è vero, ma tante volte anche i leoncelli non trovano le prede, gli manca proprio da mangiare, ci sono periodi che soffrono, i leoncelli soffrono penuria e fame,
ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. E con tutto il cuore a voce alta posso dire Amen. Amen. Non è mai mancato nulla. La nostra casa, vero? Tante volte ci siamo preoccupati in certi periodi di crisi, eppure abbiamo visto la grazia di Dio, la risposta di Dio. Quando ho perso il lavoro, io vi confesso, sono entrato un po' in crisi, ho detto, e dentro di me ho detto, Signore, non mi farà aspettare tanto, non lo so, la misura della mia fede, perdonami. E questa era la mia debolezza. Il Signore è stato fedele, non mi ha fatto aspettare tanto. È buono, Signore. Signore, io ti servo, come posso servirti? Signore, ti prego. Non sapete le preghiere che elevavo al Signore. Ma il Signore è stato fedele, veramente. A chiunque lo racconto, ho detto, guarda, neanche un mese sono stato senza lavoro. Ma veramente, così presto? Proprio subito, grazie a Dio, Signore. Vede, conosce i suoi figli, sa, non ci fa mai mancare nulla. Gloria a Dio. Grazie Padre, proprio, con tutto il cuore, grazie papà. Venite figlioli, ascoltatemi, io vi insegnerò il timore del Signore. Ascoltatemi. Vogliamo raccontare le meraviglie del Signore? Vogliamo insegnare anche alle nuove generazioni ciò che è il Signore per noi, ciò che è stato e che è. Amen. Amen. Alleluia. Alcuni consigli pratici come credenti. Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Il male deve essere allontanato. Anche se ricevi male, non reagire con il male. Amen? Amen. Subisci. Subisci. Ricorda che Gesù ha subito, ma ha vinto. Non ti preoccupare di subire, subisci anche l'umiliazione. Stai sereno nel Signore. Dio conosce e sa ogni cosa. Se tu sei fedele, il Signore ti ricompenserà. E ricordatevi, Dio onora coloro che lo onorano. Tu onora il Signore. Non ti preoccupare delle umiliazioni. Stai fedele al Signore. Non reagire allo stesso modo. Allontanati dal male. Fai il bene. Cerca la pace. E adoperati per essa. Cerchiamo la pace con tutti. Sono quelli che cercano il litigio, tu cerca la pace. Cerca la pace. Acquieta ogni cosa, spegni il fuoco con l'acqua. Non alimentare il fuoco con l'altro fuoco. Noi siamo servi del Signore. Perché gli occhi del Signore sono sui giusti. Il Signore guarda il giusto, l'ingiusto. Guarda ogni cosa. Lui è verità. Gli orecchi del Signore sono attenti al grido dei giusti, non delle persone perfette. I giusti sono quelli che vogliono fare la volontà di Dio, che sono stati giustificati dal prezioso sangue di Cristo Gesù. Davanti a Dio siamo giusti perché Egli ci guarda attraverso il suo figliuolo. Ma non siamo giusti, siamo giustificati. Gloria al Signore. Ed Egli ascolta le preghiere dei giusti. Di coloro che amano il Signore, coloro che vogliono servirlo. I giusti gridano e il Signore li ascolta. Non avere timore, tu fai sempre ciò che è giusto. Il Signore farà il seguito. Amen. Alleluia. Molte sono le afflizioni del giusto. Chi l'ha mai detto che il giusto non ha afflizioni, o chi serve il Signore ha una vita facile? Non è scritto da nessun posto nella Bibbia. Però è scritto che il Signore libera. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte le afflizioni. Alleluia. Non preoccupiamoci
della malvagità delle persone, della malvagità che riceviamo dagli altri. Sapete perché? Perché la parola di Dio ci dice che la malvagità farà perire il malvagio. Chi è malvagio vive di malvagità. E la malvagità non porta a qualcosa di buono, un frutto buono, nella vita di chi è malvagio. Porta odio su odio, rancore su rancore. E si vive così, vivono così le persone arrabbiate, nell'ira, che è un sentimento contrario all'amore di Dio. Perciò la malvagità farà perire il malvagio. Quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. Ma il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Amen. Nessuno di quelli che confidano in Lui sarà considerato colpevole. Nel suo giudizio, un giorno, abbiamo questa fiducia. La grazia di Dio. C'è la grazia di Dio. Sei libero. Amen. Per te la vita eterna. Io ho questa fiducia. Ma sei presuntuoso, fratello? No. Perché me lo dice la parola di Dio. E perché so che ho dato il mio cuore a Lui. Noi abbiamo questa certezza, vero? Alleluia. Possiamo dire grazie al Signore. Perché Egli è meraviglioso. Se ci fosse un aggettivo ancora per esprimere quanto è meraviglioso il Signore, lo vorrei conoscere, ma non ne conosco tanti. E nessun aggettivo, nessuna parola potrà mai definire quello che è il Signore, la bontà di Dio, il suo amore grande e immenso per la nostra vita. A Dio sia la lode e la gloria. Dobbiamo chinare il nostro capo, gloria a Gesù. Alleluia.